Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il freddo è arrivato anche nella nostra regione, temperature vicine allo zero pure sulle coste, Etna innevato da piano provenzano, tante famiglie in gita sul vulcano. Catania, mia figlia è sotto shock, al TG Sicilia la madre della giovane negoziante è testimone oculare della rapina a colpi di pistola in pieno giorno in via Giacomo Leopardi. La crisi idrica è ormai guerra tra province, ancora occupata la diga dell'Ancipa da sindaci e cittadini dei comuni di Enna che si contendono l'acqua con Caltanissetta. La politica dopo lo scandalo Auteri, un fondo unico per la promozione turistica e una norma che imponga di mettere a bando tutte le opportunità regionali è la soluzione individuata da maggioranza e opposizioni della trasmissione Il Punto. Oltre 2000 bottiglie di plastica per realizzare il presepe e un albero di Natale alto 6 metri. L'arte del riciclo sul sagrato della chiesa Santissima Maria della Consolazione a Catania. Fare come in Australia, molti favorevoli al divieto di uso di social per i minori di 16 anni. Mini sondaggio del nostro TG. Calcio in Serie B, Palermo fra poco in campo al Barbera con lo Spezia. Serve una prova convincente per tornare a galla e rientrare in zona playoff. In C, altra occasione sprecata dal Catania che in vantaggio con la Cavese si fa raggiungere sul pari e viene fischiato. Perde il Trapani con l'Altamura. Nel pomeriggio Messina in casa della Turris. Bentrovati, il freddo è arrivato anche in Sicilia, temperature vicine allo zero, pure sulle coste, Etna innevato già da piano provenzana, ma 20 centimetri di neve non bastano per sciare, tantissime comunque le famiglie in gita sul vulcano. Francesco Aloi. Alzi la mano chi nelle ultime ore non ha detto è arrivato il freddo. Eh sì, nel giro di poco le temperature sono scese ed è arrivata la neve. Eccola sull'Etna, già dai 1300 metri, nelle immagini girate da Vincenzo Greco. Qui siamo a piano provenzana, ci sono accumuli tra i 10 e i 20 centimetri, però ancora pochi per sciare. La neve non si è depositata in maniera uniforme per l'interezza delle stazioni sciistiche, quindi delle piste da sci che a monte risultano essere molto più scoperte per via della ventilazione forte. Ma se la neve non basta per gli amanti dello sci, è già qualcosa per chi vuole fare una semplice escursione con i bambini. Naturalmente immancabili le stories su Instagram. La colonnina di mercurio è scesa qui come nel resto della Sicilia. Nella notte a Siracusa c'era qualche grado appena sopra lo zero. L'estate infinita sembra essere finita, il freddo è arrivato anche in Sicilia. Il freddo è arrivato anche in Sicilia, ma è un freddo relativo. Da noi c'è sempre bel tempo e ci godiamo comunque anche queste giornate un po' più fresche. Serviva il cappello prima di uscire. Effettivamente quest'anno abbiamo avuto anche troppo caldo. L'ondata di freddo, come ci dicono gli esperti, arriva dai Balcani. Tra martedì e mercoledì, però, le temperature dovrebbero salire di qualche grado, ma si preannuncia un inverno freddo, non più un autunno allungato. Quindi via con gli scioglilingua, per dire brrr. Giustissimo. La cronaca adesso, Far West a Catania, mia figlia è sotto shock, al TG Sicilia parla la madre della giovane negoziante, testimone della folle sparatoria in pieno giorno in via Giacomo Leopardi. Tonino De Mana. Prima il colpo in aria per intimidirlo, poi addosso per farsi consegnare lo zaino pieno di preziosi, incuranti di aprire il fuoco in pieno giorno a Catania. Teatro dell'assalto ad un gioielliere ferito al ginocchio e dimesso dal Cannizzaro, la centralissima via Giacomo Leopardi, già addobbata per il Natale, è salita agli onori della cronaca per una sparatoria in strada che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Il grave fatto di sangue è avvenuto proprio davanti a questo negozio di abbigliamento. La titolare è a casa sotto shock. Mia figlia era messa qua dietro la vetrina che ovviamente cercava di chiamare qualcuno, ma chi chiamava? Mia figlia ora ha paura di venire qua
perché ovviamente in pieno giorno, mezzogiorno e un quarto, non so se lei si può rendere conto, qui passano un sacco di persone, bambini, ragazzi, e quindi mia figlia ha visto questo signore che ovviamente sparava, peraltro un bossolo è arrivato là, peraltro un altro credo che sia arrivato in una parte di questo muro. Siamo arrivati alla frutta, cioè veramente non si può uscire più per andare a lavorare, questo è terrificante. Il rapinatore, che forse conosceva bene abitudini e movimenti del gioielliere, lo ha seguito per un breve tratto di strada per poi passare all'azione sparando e darsi alla fuga grazie ad un complice che lo attendeva in scooter. Saranno le telecamere poste tra le vie Leopardi e Fulci a fornire gli elementi giusti agli agenti della squadra mobile che hanno sentito la vittima e diversi testimoni nel tentativo di risalire agli autori dell'audace assalto armato. A Caltanissetta sequestrati beni per 700.000 euro in possesso di un uomo originario di Gela e appartenente al clan mafioso San Filippo. Sigilli posti a un'impresa e a 2 immobili. Tutto è partito dall'operazione Chimera, in cui è emerso il ruolo di questo cittadino gelese come referente della Stidda, già condannato a 16 anni di reclusione per traffico di droga con metodo mafioso. Palermo rissa nella notte tra una trentina di ragazzi a calci e pugni in una discoteca in via Ammiraglio Rizzo. Alcuni giovani rimasti feriti sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia e del Civico. I carabinieri hanno interrogato i testimoni, compreso il personale e il titolare della discoteca, dove già qualche settimana fa si era verificato un episodio simile. Crisi idrica, continua l'occupazione della diga Ancipa ormai contesa fra Enna e Caltanissetta. Intanto il capo della protezione civile Salvo Cocina ha detto che il livello dell'acqua è cresciuto di oltre 1 metro grazie alle più recenti precipitazioni, ma il deputato del PD Venezia continua a chiedere la sua sostituzione. Rita Cinardi. Nel centro Sicilia è ormai guerra per l'acqua. 1 migliaio di cittadini, ieri capitanati dai sindaci di 5 comuni dell'Ennese, avevano occupato la diga Ancipa e bloccato la condotta per Caltanissetta. Oggi la protesta è continuata con l'occupazione della diga, che ormai può rifornire soltanto 5 comuni dell'Ennese: Troina, Galliano Castelferrato, Ceramini, Cosia e Sperlinga, ma che in questi giorni vede ancora collegate Caltanissetta e San Cataldo, dove l'acqua dei pozzi arriva in quantitativi non sufficienti a causa di grosse perdenze lungo la conduttura che dovrebbe portare acqua al capoluogo nisseno da Butera. L'isola ormai è secco, nonostante negli ultimi 17 anni la regione abbia investito 2 miliardi di euro per contrastare la siccità, ma questa mattina in una nota il coordinatore della cabina di regia e capo della protezione civile regionale Salvo Cocina ha parlato di un aumento di oltre 1 metro dell'acqua contenuta all'interno della diga Ancipa grazie alle precipitazioni di questi giorni, e altre piogge sarebbero attese in settimana. Intanto il parlamentare regionale del PD e componente della giunta di Troina Fabio Venezia chiede a Schifani di rimuovere immediatamente Cocina dalla sua carica. Sta dimostrando di essere inadeguato, ha detto Venezia, che afferma che non una goccia d'acqua andrà verso i paesi del Nisseno, poiché vanno salvaguardati i territori dell'Ennese che rischiano di rimanere a secco. E proprio a tal proposito Cocina, fiducioso per le precipitazioni di questi giorni, ha invitato cittadini e amministratori al ragionamento e al dialogo responsabile. Abbiamo il dovere, ha detto, di garantire un minimo di acqua a tutti, sia all'Ennese che al Nisseno. Un fondo unico per la promozione turistica è una norma che imponga di mettere a bando tutte le opportunità regionali. È la soluzione individuata da maggioranza ma anche dalle opposizioni all'Assemblea regionale dopo lo scandalo dei contributi a pioggia sollevate dal caso Auteri durante la trasmissione Il Punto. Manlio Viola. Non accenna a fermarsi la polemica sull'uso dei fondi per il turismo della regione siciliana assegnati a enti e associazioni amiche. Dopo il caso Auteri piovono le denunce, si va dal comune di Castel di Lucio, che ha già smentito tutto con dovizie di dettagli tecnici, al comune di Alcamo. E ora la vicenda è diventata politica, sbarcando all'Ars, dove la soluzione sembra essere tagliare fuori del tutto proprio le associazioni del terzo settore. Una inedita coincidenza di intenti fra maggioranza e opposizione, in base alla quale si vorrebbe creare un fondo unico, almeno secondo quanto dichiarato durante la trasmissione Il Punto. La soluzione secondo me è anche abbastanza semplice, l'ho riportata anche se in aula qualcuno ha osservato
delle critiche, perché ritengo che quella più semplice sia quella di fare un bando pubblico e di creare un fondo. Io rimarco ancora una volta, per far sì che non ci debba essere alcun genere di dubbio, che intanto in questa manovra finanziaria non ci siano associazioni. C'è anche a dire che esistono poi delle associazioni come quella di Biagio Conte, piuttosto che associazioni che si occupano di temi assolutamente delicati che secondo me dovrebbero avere un occhio d'attenzione. Nonostante i tanti distinguo, sembra esserci convergenza sull'idea del fondo e dei bandi, anche se questo paralizzerà la spesa. Sono assolutamente d'accordo con il Presidente nell'andare a fare una norma dell'Assemblea, però con criteri che stabilisce l'Assemblea, per fare dei bandi aperti a tutti e per premiare gli eventuali meritevoli. Per Di Paola si può fare la norma già da lunedì. Ho fatto un appello a tutti i capigruppo: già da lunedì scriviamo insieme, o meglio, modifichiamo norme che già sono esistenti, perché ci sono già delle norme che possono essere modificate, attualizzate al 2024 e poi lì andiamo a mettere i fondi. Tutti d'accordo dunque, ma sembra difficile che, passata l'ondata polemica, i 70 di Sala d'Ercole alla prova dei fatti facciano passare una impostazione che priva i deputati di queste piccole risorse da distribuire nei loro territori. Natale sostenibile a Catania, un albero alto 6 metri e il presepe realizzati con oltre 2000 bottiglie di plastica. L'arte del riciclo al servizio della comunità. Tonino De Mena. Oltre 2000 bottiglie di plastica per realizzare presepe ed albero di Natale. La punta, costruita con pezzi di ventilatore e beccucci di silicone. L'arte del riciclo in bella mostra sul sacrato della chiesa Santissima Maria della Consolazione a Catania, una città che in quanto a rifiuti certamente non brilla. Ed allora, per farla brillare, così come luci e addobbi che vedete, ci hanno pensato i parrocchiani, con in testa Roberto Cicirelli, ideatore del progetto. L'Epifania scorsa, nello smontare questo qua, ho pensato alla sostenibilità. L'assemblaggio l'abbiamo iniziato effettivamente dopo l'estate, a settembre. Ci sono voluti 3 mesi buoni. Questo modo di fare un presepe è giusto per arrivare al cuore delle persone, in modo che non buttano per strada la plastica, ma che si possa riutilizzare. Fattivo il contributo della comunità. Ho portato 30 bottiglie per contribuire a fare questo presepe che hanno fatto i colleghi della chiesa, che è una cosa meravigliosa. Orgoglioso il parroco Ignazio Mirabella. E dalla plastica bisogna passare all'impegno vero, autentico, ai rapporti umani, alle scelte, ai compiti, a quelle decisioni che consentono a una parrocchia che grava su un quartiere di non essere un luogo chiuso, e passare così da un potere di plastica, da una fede di plastica, da rapporti di plastica a importanti momenti di comunione e di comunità. Davvero un bel esempio, il dono migliore per un Natale sostenibile. Beh, complimentissimi davvero. Passiamo al Capodanno in diretta TV, che è diventato un caso. La Regione attende le manifestazioni di interesse e ad oggi Mediaset avrebbe avanzato una proposta per organizzare un evento a Catania. Luca Ciliberti. Il Capodanno 2025 in diretta TV diventa un caso, più mediatico che reale. Circolano insistentemente da settimane notizie di un Capodanno in diretta Mediaset da Piazza Duomo a Catania dal costo di 2 milioni di euro, una cifra esorbitante che ha fatto gridare allo scandalo, giustamente. Di fatto ad oggi esiste solo una manifestazione di interesse dell'assessorato al turismo della regione siciliana, pubblicato il 25 novembre con scadenza il 10 dicembre, e una proposta di Mediaset che avrebbe indicato proprio Catania. Nel documento pubblicato dalla regione si fa esplicito riferimento a un'indagine di mercato per la realizzazione di un evento in diretta TV nazionale che incrementi l'attrattività dell'isola. All'interno del programma, della durata di almeno 3 ore e mezza, dovranno essere trasmessi almeno 5 videoclip della durata non inferiore al minuto che diffondano e promuovono il territorio siciliano e le sue peculiarità, con il fine ultimo di veicolare il brand Sicilia. Nessuna disputa tra Catania e Palermo, men che meno tra altre città dell'isola, visto che la manifestazione di interesse ha lasciato al soggetto interessato la scelta del luogo dell'evento, né costi spropositati, visto che la congruità della proposta economica, chiave in mano come si legge nel documento, che ancora non è arrivata, dovrà essere valutata proprio dall'assessorato. La dotazione dell'assessorato al turismo dedicata agli eventi di fine anno è di circa 2 milioni di euro, ma precisano ovviamente non saranno spesi tutti per il Capodanno in piazza, seppur in un evento in diretta nazionale.
Ciò che è certo è che Palermo sta già provvedendo all'organizzazione del Capodanno in piazza coinvolgendo operatori privati sul territorio siciliano e che Messina avrà Laura Pausini già pubblicizzata da tempo. Catania, invece, sembra non si sia mossa sul piano organizzativo, a testimonianza che attende fiduciosa il 10 dicembre per capire cosa fare. Restiamo a Catania, dove è sempre più sosta selvaggia in città per gli acquisti dei regali e per il traffico in aumento. Ecco allora tutti i vantaggi delle app dedicate alla sosta per evitare le multe salatissime. Desiree Ferlito. Corsa ai regali di Natale, strade dello shopping intasate e parcheggio selvaggio. Con l'arrivo di dicembre aumentano anche le multe che con il nuovo codice della strada in vigore dal 1 gennaio saranno ancora più salate. Aumenta da 87 a 165 euro la multa per chi sosta alla fermata dei mezzi pubblici o nelle corsie preferenziali con altri veicoli, mentre sale da 80 a 165 euro la sanzione per chi sosta negli spazi riservati ai disabili, con ciclomotori o veicoli a due ruote. E parlando di multe, molte sono le contestazioni degli automobilisti che lamentano di non avere più a disposizione il quarto d'ora di sosta gratuito. Per gestire la sosta in ogni momento, la soluzione innovativa di questi anni sembrano essere le app dedicate al parcheggio. Moltissimi i vantaggi. L'applicazione permette di pagare solo i reali tempi di sosta. Un SMS di alert aiuterà gli automobilisti ad evitare le multe, prolungando il tempo con un semplice click da remoto. È pratico ed evita la caccia al tesoro per trovare il parchimetro più vicino. Tutto a portata di click. Andiamo ad Agrigento, dove tra un mese esatto, il 1 gennaio 2025, la città diventerà capitale italiana della cultura. Il problema è che non c'è ancora il programma ufficiale degli eventi. Sentiamo Davide Sardo. Il countdown è già iniziato, un solo mese e Agrigento sarà capitale italiana della cultura. La città sarà al centro dell'attenzione internazionale che secondo le prime stime dovrebbe tradursi in circa 3 milioni di visitatori in tutta la provincia. Tuttavia la macchina organizzativa stenta a decollare nonostante si sia alla vigilia dell'evento. La Fondazione Agrigento 2025, l'organismo costituito e preposto per organizzare le iniziative, non ha ancora presentato il programma ufficiale. Il direttore generale della Fondazione Roberto Albergoni spiega così i ritardi. Era necessario che gli artisti venissero a vedere i luoghi per decidere esattamente cosa fare e dove farlo, quindi ritengo che comunque una presentazione completa, un programma che è molto vasto perché include anche tutto ciò che altre organizzazioni stanno facendo e realizzando, parlo sempre del 2025 e entro la prima metà di dicembre il tutto sarà presentato in modo ufficiale e completo. Ci saranno ovviamente difficoltà, ostacoli, problemi, ma siamo attrezzati per affrontarli e fiduciosi sul fatto che la risposta dell'intera città e dell'intero territorio ci aiuterà a ottenere un progetto di grande valore. Nonostante le difficoltà e i ritardi, la città di Agrigento si prepara a questo importante appuntamento per un rilancio turistico e culturale. La First Lady americana Jill Biden sarà a Messina mercoledì prossimo. La moglie del presidente uscente degli Stati Uniti visiterà Gesso, sui Monti Peloritani, da dove è emigrato il nonno. Francesco Triolo. Da giorni a Gesso, paesino sui Monti Peloritani che sovrastano Messina, c'è grande fibrillazione, prima una voce così che sembrava quasi uno scherzo, che poi pian piano però col passare dei giorni è diventata sempre più concreta. Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti Joe, arriverà qui in visita. Le interlocuzioni fra l'ambasciata americana e l'Italia sono durate alcuni mesi e allora in tanti hanno compreso il perché di quel via vai che nelle ultime settimane si è notato. Membri dell'ambasciata, funzionari statunitensi top secret e il coinvolgimento del comune di Messina per perlustrare le viuzze di questo borgo. La data segnata sul calendario è mercoledì 4 dicembre, quando la First Lady visiterà il villaggio dei suoi nonni. Il nonno paterno, Domenico Giacoppi, infatti emigrò negli Stati Uniti nel 1900 e poi il cognome si è trasformato in Jacobs. La nipote è nata nel 1951 nel New Jersey e ha sposato Biden nel 77. Insegnante, scrittrice, impegnata in organizzazioni no profit. Non è chiara ancora se insieme alla First Lady, fino all'insediamento nel 2025 di Donald Trump, ci sarà anche il marito che potrebbe accompagnarla in una visita che, istituzionale o personale, non importa, questo si scoprirà solo a ridosso dell'evento.
fa discutere la decisione in Australia di vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni. Pure in Italia molti sono favorevoli a una legge del genere, ma ecco un mini sondaggio del nostro TG con Francesco Aloi. Facebook, Instagram, TikTok, X. L'Australia dice no all'uso dei social per i minori di 16 anni. Secondo il governo si tratta di una misura necessaria che protegge i più giovani. E se questo divieto venisse adottato anche qui in Italia? Le persone imparerebbero di più a socializzare, comunque ad avere rapporti umani, cosa che non c'è più. Con tutto quello che sta succedendo durante questo periodo, tutte le brutte notizie che si sentono, penso che sia una cosa giusta. È un po' più semplice, no? Vietare e basta. La soluzione secondo lei quale potrebbe essere? Collaborazione da parte soprattutto degli adulti. Oggi chi non ha un profilo in rete, minori di 10 anni inclusi, si inserisce un'età falsa ed ecco che si entra nel grande mondo virtuale. Già i bambini a 3 anni sono, si può dire, ossessionati da questi cellulari. La maggior parte è per una rimodulazione dell'uso dei social. Bisogna fare attenzione soprattutto ai giovanissimi. Lo dice la gente della strada, lo dicono anche gli esperti. Possono creare dei rischi di salute che possono andare dai disturbi nello sviluppo cognitivo e nell'apprendimento a disturbi nella vista, nell'udito, nel sonno, che si riflettono con disturbi poi di concentrazione, ma anche di ansia, di irritabilità e di predisposizione a malattie. Ma di limitazioni all'uso non solo dei social, ma dei cellulari in generale, se ne è parlato qualche mese fa anche all'ARS. La proposta è stata presentata dal pentastellato Gilistro, pediatra che denuncia come i genitori spesso scambino il cellulare per un babysitter. È proprio così, infatti toccherebbe a noi genitori soprattutto di accompagnare, sorvegliare i nostri figli, soprattutto quando cominciano a usare i social. Adesso facciamo la nostra pausa, tra poco per il calcio, il Palermo in campo alle 15 contro lo Spezia e il pari del Catania al Massimino con la Cavese. State con noi. Riprendiamo con il calcio. Palermo in campo alle 15 al Barbera contro lo Spezia. Dionisi punterà ancora su Henry, nuova panchina per Brunori. Marco Goulà. Grinta, carattere e soprattutto punti. Alessio Dionisi chiede alla sua squadra una prova maiuscola per tornare a galla e rientrare in zona playoff. Alle 15 c'è Palermo-Spezia al Barbera. Dopo i risultati di ieri, i rosanero sono noni, fuori dalla zona playoff. Serve una vittoria contro uno Spezia che però è secondo e viene da 3 successi consecutivi. È la squadra che ha preso meno gol di tutti, quindi affrontiamo una squadra da rispettare poi fino a un certo punto perché è arrivato il momento di battere una grande. Lo Spezia è una di quelle squadre che in questo momento sta performando più di noi, poi ognuno sceglie la propria strada. Io non cambio la nostra, sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo di prestazioni. No, non vorrei essere frainteso. Il Palermo fatica a fare gol, ma oggi pomeriggio Dionisi punterà ancora una volta su Henry con Insigne e Di Francesco a supporto, Brunori in panchina. Ranocchia da regista ha giocato la sua migliore partita stagionale contro la Sampdoria e va verso la conferma. Accanto a lui ci dovrebbero essere Segre e uno tra Gomez e Verre. Nello Spezia 3 ex rosanero, Soleri, Matteo ed Elia. Arbitrerà Prontera della sezione di Bologna. Il Catania vanifica un'altra possibilità importante di rilanciarsi in classifica. I rossazzurri pareggiano in casa con la Cavese facendosi raggiungere nella ripresa. Marco Carli. Modalità diverse ma stesso epilogo, le occasioni sprecate dal Catania soprattutto in casa, con la Cavese solo l'ultima di una serie che comprende il derby col Messina o la sconfitta con Latina, con i campani decisivi la mancanza di capacità di chiudere il match, controllato e gestito dopo il rigore di Stoppa, ma anche gli errori sotto porta nel finale dopo che la Cavese aveva raggiunto il pareggio con Fella, ma i colpi di testa di Inglese e soprattutto quello di Sturaro a pochi secondi dal triplice fischio sono da dimenticare. Il
diavolo come se si è messo di traverso. E se il diavolo, secondo Toscano, ci ha messo lo zampino, un diavolo per capello ce l'hanno i tifosi che a fine gara fischiano, e ce l'ha probabilmente anche il direttore sportivo Faggiano, che tiene la squadra per 20 minuti al rapporto. Serviva un piglio diverso, soprattutto nel secondo tempo, in cui il calo è stato evidente nonostante la scelta di risparmiare energie titolari col Trapani in Coppa. Ci sta nell'arco di 90 minuti di avere un piccolo calo nel secondo tempo, a differenza magari di altre volte avevamo tenuto meglio il campo anche nella stanchezza. Ripeto, poi se prendi un gol così proprio in una maniera proprio sporadica, dove non c'era minimamente la percezione di prenderlo. Lo stesso Di Gennaro è sorpreso da Fella per la rete dell'1-1. Errori dunque come quelli sotto porta nel finale, e fischi, un'altra occasione buttata al vento. L'aspetto mentale, la resistenza mentale, le grandi squadre portano a casa queste partite. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. Un concetto più volte espresso dal tecnico: se il colpo di testa di Sturaro fosse entrato staremmo a raccontare altro, ma anche questo è un concetto usato in altre occasioni e sono diventate tante, probabilmente troppe. Sconfitta ieri del Trapani a Bari contro l'Altamura. Messina impegnato oggi con la Turris. Sergio Colosi. E il campionato delle occasioni perse per il Trapani, sconfitto dal team Altamura e scivolato ad un ritardo con doppia cifra dalla capolista Benevento, prossima avversaria al provinciale. Scelte sbagliate di Aronica, sempre più in discussione, in una squadra schierata con il 3-5-1-1 che limita il suo potenziale offensivo, mandando in panchina Falle e Spini, tra i più in forma del momento. Un assist per l'Altamura che, tranne nella fase iniziale, per un tempo e mezzo ha dominato i Granata, che hanno subito 2 reti, con Simone smarcato dall'errore di Celiento e con Rolando, abile finalizzatore in occasione del raddoppio. Il Trapani accorcia con Falle, entrato ad inizio ripresa, ma l'Altamura legittima il successo con il legno colpito da Rolando, prima di rischiare la rimonta nel finale. Ancora una volta manca la continuità e i segnali di ripresa, come il 4-0 sul Latina e la qualificazione in Coppa Italia, naufragano davanti alla partita del possibile rilancio. Spareggio salvezza oggi pomeriggio per il Messina a Torre del Greco contro la Turris. Momento nero per i giallorossi con 2 sconfitte consecutive. Modica presenta un 11 più coperto. Per chi perde c'è uno scomodo terzultimo posto. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie e ancora buona domenica.